Giornale Radio dell'Umbria. Lunedì 28 ottobre sono le 7:18, prima edizione del giornale radio della TGR dell'Umbria. Ben trovati, in studio che vi parla Erika Baglivo, in regia per la parte tecnica Giorgio Belli. I nostri titoli: ancora strade di sangue stanotte, incidente lungo la Terni-Orte, un morto e 2 feriti in uno scontro tra 2 auto, nel fine settimana un'altra vittima e altri feriti. Chiusa ieri a Perugia l'edizione autunnale di Umbria Libri, sala dei notari piena per Selvaggia Lucarelli, in dialogo con il direttore artistico del festival Angelo Mellone. Cala il sipario anche sulla 19ª edizione di Altro Cioccolato, la rassegna dedicata al mondo del cioccolato appunto, ma equo e solidale, fa il pienone. Calcio, pesante sconfitta casalinga del Perugia contro il Milan Futuro, Formisano in bilico. Volley, la Sierra invece sorride e travolge Trento, la gara finisce 3-1 per gli umbri. Non si ferma dunque la scia di sangue sulle strade umbre. Una donna ha perso la vita questa notte in un incidente stradale avvenuto intorno alla 00:30 lungo il raccordo 675 Terni-Orte. Uno scontro tra 2 auto con una delle vetture che si è ribaltata. Oltre al deceduto, anche 2 feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Amelia e i vigili del fuoco. Una nuova vittima dunque c'era stata nemmeno 24 ore prima, dopo Vincenzo Fischi, 54enne di Nocera Umbra, morto lungo la Flaminia tra Foligno e Nocera, di cui era originario l'operaio ex dipendente della Merloni. Terribile lo scontro frontale contro un'altra vettura. Feriti anche i 4 ragazzi che erano a bordo dell'auto. La scia di sangue sulle strade dell'Umbria ha già superato per numeri di morti l'intero 2023, che aveva registrato in tutto 45 vittime. Con la vittima di questa notte purtroppo siamo già a 49, praticamente si tratta di un morto ogni 6 giorni, oltre la metà tra pedoni, ciclisti e motociclisti. E intanto, restando in tema, è ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia il giovane di Bastia Umbra che sabato pomeriggio era rimasto gravemente ferito in un altro incidente, uno scontro fra la sua moto e un'automobile nel quartiere di Olmo lungo la Trasimeno Ovest. Scontro questo che ha causato anche 2 tamponamenti con le vetture che si trovavano subito dietro la motocicletta del 30enne e dell'auto. La prognosi per lui è tuttora riservata. E dopo questa pagina sugli incidenti stradali che appunto continuano a flagellare l'Umbria, cambiamo decisamente argomento e ci occupiamo di cultura. Si è chiusa ieri a Perugia l'edizione autunnale di Umbria Libri con una grande partecipazione di pubblico. Sala dei notari piena per Selvaggia Lucarelli, in dialogo con il direttore artistico del festival Angelo Mellone. Sentiamo i dettagli nel servizio. C'era il pubblico delle grandi occasioni dentro e fuori dalla sala dei notari per assistere all'incontro targato Umbria Libri con Selvaggia Lucarelli. La popolare blogger, scrittrice e opinionista televisiva ha partecipato a un dialogo col direttore artistico della manifestazione, Angelo Mellone, intitolato L'amore non è un like, una riflessione sul tema delle relazioni sentimentali al tempo dei social network. Credo che sia interessante e importante riportare l'amore a una dimensione, diciamo così, corporea, tangibile, pragmatica, in un periodo storico in cui sembra che basti un like per sancire l'inizio di una relazione o un mancato like per sancire la fine di una relazione. Non credo neanche che sia un modo di banalizzarlo, credo che sia un modo di spostarlo in una dimensione non tangibile che richiede il minimo dell'investimento e che in qualche modo ti protegge, perché ti impedisce di fare grandi errori, di sbagliare, forse di fare grandi investimenti, ma allo stesso tempo forse ti impedisce anche di toccare i picchi che l'amore dovrebbe farti toccare. L'analisi si è poi ampliata fino a prendere in considerazione l'impatto all'interno della società delle nuove tecnologie che talvolta, in maniera del tutto controintuitiva, contribuiscono a renderci più soli e ad alzare barriere tra le generazioni. Alessandro Catanzaro, TGR Umbria. E ieri a Città di Castello si è chiusa anche la 19ª edizione di Altro Cioccolato, la rassegna dedicata al mondo del cioccolato equo e solidale. Nel servizio sentirete le voci di Roberto Colombo, del comitato organizzatore, e di alcuni partecipanti alla rassegna. Lo ascoltiamo insieme. A Città di Castello, chiusura in grande stile per la 19ª edizione di Altro Cioccolato, che ha richiamato decine di migliaia di visitatori anche da fuori regione. Commercio equo e solidale per provare a cambiare il mondo.
sempre con l'occhio e lo sguardo verso la tutela degli ultimi, sempre con l'occhio e lo sguardo riverso agli esclusi da questo mercato che arricchisce poche mani e lascia 1 miliardo di persone senza cibo e acqua potabile. Gusto e sostenibilità, 60 stand, 3 piazze, una festa straordinaria per grandi e piccoli. Il problema è che la raccolta delle fave e del cacao viene fatta molte volte da persone che vengono pagate sottopagate, quindi con la filiera dell'altro cioccolato, del cioccolato ecosolidale, si toglie quello sfruttamento della forza lavoro. Il cioccolato sicuramente è un prodotto particolare, però comunque stimolare il mercato e stimolare la sensibilità su questi temi è sicuramente importante. Il comitato organizzatore di Altro Cioccolato ha chiesto anche che venga applicata la legge regionale numero 3 del 2007, legge, lo ricordiamo, che mira a finanziare la formazione dei giovani nonché a sostenere le filiere etiche. Antonello Brughini, TGR Umbria. Va alla Perugina Stella, alias Stella Merano, con il brano Maniche, la 6ª edizione di Proscenium, Festival della canzone d'autore Città di Assisi, quest'anno Memorial Christian Parisi, concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale che si è tenuto al Teatro Liric di Assisi, appunto. Al secondo posto si è classificato Rami del milanese Marco Guazzone, che si è aggiudicato anche il premio Stefano Dorazio per il miglior testo, terza posizione per quadri d'autore del bolognese De Stradis. E siamo all'ampia pagina sportiva del lunedì, cominciamo dal calcio e dalla pesante sconfitta casalinga del Perugia contro il Milan Futuro, una sconfitta che potrebbe avere forti ripercussioni sul futuro del tecnico formisano, infatti è in bilico a questo punto. Sentiamo i dettagli nel servizio. Una montagna di fischi accompagna il Grifo all'uscita dal campo dopo il KO più inatteso, quello contro il fanalino di coda del campionato, il Milan Futuro, un coacervo di giovani privo della sua punta di diamante Camarda, ma comunque in grado di impartire ai biancorossi una lezione di calcio, e sul banco degli imputati finisce prima di ogni altro il tecnico Alessandro Formisano, il cui esonero è chiesto a gran voce dall'intero ambiente. Squadra senza idee, senza nervo la sua, in totale confusione tattica e tecnica e per giunta in balia di errori gravi anche da parte dei singoli, come nel caso dello svantaggio al minuto 17 quando la punizione dal limite del rossonero Alesi leggermente deviata trafigge un incerto gemello, neppure il tempo di riassestarsi che il Grifo incassa anche il colpo del KO. Bartesaghi impegna Gemello sulla cui respinta il capitano del Milan Zeroli, si esibisce in un'acrobazia di applausi che vale lo 0-2. Match compromesso, anche se nel finale di tempo il Grifo reagisce producendo 3 palle gol, 2 con Seghetti ed una con Mezzoni. In tutti i casi è il portiere Rever a mostrarsi insuperabile, ma è nella ripresa che la squadra di Formisano, nonostante qualche modifica, dà il peggio di sé. Finisce 2-0 per il Milan Futuro, un KO pesantissimo che potrebbe segnare definitivamente il destino di Formisano sulla panchina biancorossa. Luca Pisinicca, TGR Umbria. E vedremo dunque che cosa succederà. Intanto passiamo al volley, grande prova per la Sirsus Avin Perugia che batte ancora i campioni d'Europa della Itas Trentino con tanto di sorpasso in classifica. Al Palatrento finisce 3-1, partono meglio i padroni di casa che chiudono il primo set 25-19, poi però è Perugia a salire in cattedra e il secondo set finisce 25-22. Nella terza frazione decisivo Plotinski con 4 punti consecutivi e il muro del 26-24. Quarto set in discesa per i Block Devils, finisce 25-19. I quotidiani in edicola oggi, le prime pagine, partiamo dalla Nazione, la politica in primo piano, proietti, la battaglia del Trasimeno, la candidata del centro-sinistra, commissario chiesto 2 anni fa, dice ma i fondi ai comuni erano bloccati, e poi la fotonotizia sull'ultimo incidente stradale del fine settimana, muore sulla Flaminia, scontro tra 2 auto, perde la vita Vincenzo Fischi, 54 anni di Nocera. Abbiamo sentito però c'è stato appunto un altro incidente stradale mortale questa notte lungo il raccordo Terni-Orti in cui ha perso la vita una donna. Passiamo al Corriere dell'Umbria, la politica anche qui con un'intervista a Tajani, Forza Italia determinante, il vice premier e ministro degli esteri risponde alle domande del Corriere, e poi lo sport
Sport, la Sirs Banca Trento e va in vetta. Il Messaggero in fila per i libri, tutto esaurito in centro, lo sport con il calcio e il volley anche qui, e anche qui il tema degli incidenti stradali. Schianto in auto, muore a 54 anni, riferimento all'incidente del fine settimana. Come sempre, prima di salutarci, anche le previsioni del tempo a cura di Massimiliano Santini di Rai Meteo. Sentiamo. Buongiorno, si è conclusa la lunga fase instabile e piovosa che ha caratterizzato le scorse settimane. Infatti la circolazione atmosferica è drasticamente cambiata con il ritorno dell'alta pressione su quasi tutta l'Europa occidentale, Italia compresa, mentre le basse pressioni interessano la Spagna e la penisola scandinava, una situazione che garantirà una settimana stabile e asciutta anche sull'Umbria, con possibili nebbie e foschie in pianura nottetempo e al mattino. Le temperature massime si manterranno superiori alle medie del periodo. Vediamo ora il dettaglio della previsione per oggi. Questa mattina nebbie e foschie interesseranno alcuni tratti di pianura e dei fondovalle, con poi tendenza a sollevamento e a dissolvimento graduale. Lasceranno un cielo generalmente poco nuvoloso per l'intera giornata, con possibilità di nubi più compatte sui rilievi appenninici nel pomeriggio. Le temperature resteranno pressoché stazionarie, con venti deboli da quadranti settentrionali. Domani un'altra giornata stabile e soleggiata con poche nubi. In pianura e nelle valli di notte avremo ancora delle nebbie e delle foschie in lento dissolvimento al mattino. Le temperature saranno stazionarie con venti deboli in prevalenza settentrionali. Da Rai Meteo è tutto, buona giornata. Queste dunque le previsioni del tempo. Io vi rimando al nostro sito tgr.rai.it/Umbria per ulteriori aggiornamenti anche sull'incidente di questa notte lungo il raccordo Terni-Orte. Da Erika Baglivo un ringraziamento per averci seguito e grazie anche a Giorgio Belli che ha seguito la parte tecnica da regia. Buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio dell'Umbria.